Cominciamo bene il girone di ritorno con questa buona vittoria col Colonia Veneta. Il gol su punizione di Olivieri e il suo tiro che ha messo la palla sulla testa di Fiero per il secondo gol ci ha portato al quarto posto in classifica. Se qualche osservazione si può fare su questa buona partita è la mancanza di un bottino più grosso visto le numerose azioni che abbiamo creato. Lì dobbiamo ancora lavorarci, ma non chiediamo troppo, godiamoci il momento e guardiamo la partita. Dirige l'incontro il signor Simbula, coadiuvato dagli assistenti di Melfi e La Bombarda. Comincia il primo tempo, batte il Colonia Veneta. In apertura ci sono questi due spunti del Colonia Veneta, ma ci pensa sempre Olivieri a neutralizzare. È solo un flash, poco dopo c'è questa azione, viola Varano, il suo tiro è ribattuto, poi serve Salvagno, cross che attraversa tutta l'area, è recuperato da Ambrosio, servizio per Nardi e Arduini che parte in avanti, la restituisce ad Ambrosio, il suo tiro è alzato di testa da Porcelli, recuperato da Viola in corsa, poi la palla è messa fuori dalla difesa. Rimessa di Salvagno per Varano che la restituisce, cross verso Ambrosio che si scontra con Muceni e l'arbitro fischia. Adesso Fiero che recupera palla, la mette per Porcelli che passa a Varano che si invola, tira, Tregnaghi alza sopra la traversa. Discesa di Olivieri, passaggio per Nardi che la mette per Salvagno, gran tiro deviato da Lisandrini verso il portiere, poi la palla carambola e la difesa libera. Adesso è Cera che ruba palla a Nardi e si lancia verso la porta, la mette per Leucci ma è in fuorigioco e l'arbitro ferma il gioco. Siamo sempre noi ad attaccare, Ambrosio la mette per Fiero per Varano, il suo tiro colpisce la schiena di Fuin e finisce a fondo campo. Sul successivo calcio d'angolo di Salvagno, Varano travolge un difensore e l'arbitro interrompe il gioco. Adesso è Ambrosio che ci prova, Fuin respinge di testa, Nardi tira al volo, colpisce il braccio di un difensore, poi la palla finisce a fondo campo. Madonna buona. La nostra pressione continua, Varano è servito, si distreggia tra i difensori e si prepara il tiro. Gran cannonata, un difensore la tocca di testa, poi la palla colpisce Tregnaghi. Sulla respinta Nardi ci prova al volo e colpisce l'incrocio dei pali. E finalmente si rivede il Colonia in avanti, vari passaggi confusi e qualche ribattuta, questo tiro finale che finisce a fondo campo. Ma siamo noi che arriviamo ancora al tiro, Olivieri serve Varano che la mette per Ambrosio, bel tiro ma la palla non vuole entrare, finisce sopra la rete. E vediamo l'ennesimo passaggio di Varano per Salvagno sulla sinistra del campo e traversone inconcludente che non cambia il risultato. E ancora un servizio di Varano per Salvagno, gran tiro, Porcelli è contrastato e la difesa libera. E si rivede il Colonia Veneto verso la nostra porta con questa discesa, il tiro finale deviato da Viola e finisce a lato. Poco dopo c'è una sostituzione del Santa Lucia, entra Benfatti ed esce Salvagno. Salvagno. Abbiamo fatto una marea di azioni ma non siamo mai arrivati a rete, su questo fallo otteniamo una punizione.
Alla battuta si porta Capitan Olivieri, con questa magnifica parabola sblocca il risultato. Alla ripresa il Colonia Veneta tenta di sorprendere il Peritore con questo lungo lancio, ma la palla è a lato. L'ultima azione vede ancora Olivieri servire Ambrosio sulla sinistra del campo, combatte con un difensore, poi la palla esce. Non c'è tempo per la rimessa, l'arbitro fischia e manda le squadre negli spogliatoi. Comincia il secondo tempo, la battuta del Santa Lucia. Discesa del Colonia Veneta sulla destra del campo e guadagna questo calcio d'angolo. Dopo la battuta c'è uno scambio e questo tiro che colpisce la testa di un nostro difensore, palla esce sfiorando il palo sulla sinistra della porta. Colonia continua a premere, scambio e poi tiro di Rebas che esce a fondo campo. Ed è ancora Colonia, stavolta è Lisandrini che impegna Peritore. E sostituzione per il Colonia, esce Rogano, entra Albarello. 9 con 16. E ancora Santa Lucia, Fiero la mette per Varano che combatte, poi la passa a Nardi, quindi Pasini che tira, il suo tiro è ribattuto e finisce a fondo campo. Adesso è Colonia, Leuci tira, ben fatti devia, la palla arriva a Cera che la mette all'incrocio dei pali. Ennesimo lancio lungo di Olivieri che serve Varano, è chiuso tra due difensori, Tregnaghi para a terra. E altra sostituzione per il Colonia e se Cera entra Giaretta. Lungo traversone di Arduini, testa di Ambrosio per Fiero che si prepara il tiro, passa fra una selva di gambe e finisce a fondo campo. E altra sostituzione del Santa Lucia, esce Pasini e entra Lorenzo Peritore. 17. E ancora una sostituzione anche nel Colonia. Poco dopo, a seguito a questo fallo su Prota, ci viene assegnata un'altra punizione. Capitan Olivieri si prepara la palla e esegue la battuta. Bella parabola, Fiero anticipa tutti e la mette dentro per il 2-0. Alla ripresa ancora sostituzioni nel Colonia Veneto nel tentativo di recuperare la partita. Ma il gioco viene subito fermato per una sostituzione nel Santa Lucia, esce Belfanti ed entra Pilecci. Ormai sono gli ultimi scorci di partita, c'è questo attacco del Santa Lucia che viene respinto, poi questa ripartenza del Colonia Veneta che si conclude con questo tiro alla viva al parroco di Muceni. Non c'è tempo per la rimessa, l'arbitro fischia, chiude la partita e ci manda a festeggiare.